Ciao a tutti, oggi 13 gennaio 2020, siamo già a casa, sono circa le 11:30, ma siamo abbastanza stanchi perché con il volo, anche se è poco, perché è un'ora di volo da Treviso a Praga, siamo stanchini e quindi vogliamo andare a letto presto, così domani abbiamo tempo di girare un po' Praga, guardare un po' di cose, eccetera, eccetera, andare a bere un po' di birre e basta. Domani spero di riuscire a far volare il drone in qualche posto bello per portare qualche video figo. Stasera prima di andare a dormire mi guardo un po' i regolamenti dei droni, così almeno mi assicuro di non venire arrestato. Boh, con questo il video finisce, ci vediamo domani e vi auguro buona serata. Abbiamo appena finito di preparare gli zaini per Praga e tra circa un'ora e mezza, due partiamo per il volo, ma voi ci vedrete in aereo ora. Stiamo per partire, imbarco da terra, tra poco partiamo. Arrivati a Praga, adesso usciamo, chiamiamo un Uber e andiamo subito in appartamento. Siamo arrivati, tra circa un 25 minuti siamo in appartamento. Adesso siamo dentro a un Uber che ci sta accompagnando in appartamento. Siamo in questo ristorante, stiamo per mangiare qualcosa di tipico loro ceco, che è tipo del goulash servito dentro a una pagnotta di pane e una zuppa di aglio e formaggio. Sono arrivati i piatti, la mia è una salsiccia tipica ceca con salsa di salamoia e la sua è un pane fritto con una salsa con aglio e formaggio. Allora, sono arrivati i piatti, lei ha preso tipo una specie di canederli con della salsa. Canederli rivisitati. Sì, e io con il piatto tipico ceco, quindi il pane con dentro il goulash e cipolle. Cazzo. Ragazzi, allora abbiamo appena noleggiato dei monopattini Lime, dall'applicazione Lime. Non usatela mai, perché i monopattini sono quasi tutti rotti, perché non c'è un controllo come può essere su Helbitz o quello che c'è a Verona, cose del genere. Tantissimi sono rotti per non so quale motivo. A fine corsa ti mettono a prescindere una multa per stazionamento veicolo di 100 corone, che sono 4 euro, e non so, vabbè, quindi andiamo a piedi, vaffanculo. Questo è un negozio di dolciumi, ovunque vai non puoi non trovare qualcosa di italiano. Taverna toscana, Razzaca. È abbastanza particolare come centro. Ci sono un sacco di baracchini che vendono questi coni. Penso che siamo tipo in una specie di centro. C'è un castello che è strafigo. Uno di questi giorni verremo qui con il drone e faremo un bel video dall'alto. Questo è il castello che abbiamo visto prima. Non vedo l'ora di fare il video con il drone. È stupendo, non rende dal video così dal basso. Abbiamo trovato questo negozio, non è molto da Repubblica Ceca, perché c'è scritto Belgian Chocolate. Dov'è che era scritto? Ah, lì, Belgian Chocolate. Però è figo e quindi andiamo a vedere com'è.
un sacco di roba. Cos'è sta roba? Non so, è un concetto. Dipende. Di cioccolato. È tutto molto grande, molto figo. Non carini questi bicchierini. Ci sono un sacco di alberi finti dentro un negozio. Figo. Sembra di essere tipo a Gardaland, dove ci sono tutte le cose finte. Sono tutti cosmetici al cacao. Qui ci sono tutti i cosmetici al cacao, quindi crema per la pelle, shampoo, eccetera eccetera. Una fabbrica di cioccolato, no? Sì. Qui è il bagno a pagamento. Allora, siamo in una specie di pub con il birrificio di fianco. Qui producono la birra. Tra l'altro il tino di ammostamento è trasparente, figata, e viene servita direttamente qui al tavolo. Allora, qui in birrificio abbiamo trovato un bravissimo suonatore di fisarmonica. Deve essere difficilissimo suonare questo strumento. Bravo!